Prima di iniziare vorrei fare un avviso, non abbiamo da annunciatore televisivo, cioè la prossima lezione durerà un po' di più, eh, finirà in circa alle 5:30, perché abbiamo un ospite, Giuseppe Patota, che è storico della lingua, insegna ad Arezzo, il quale introdurrà l'argomento del lessico e quindi parlerà la prima ora, i primi 50 minuti, e poi si avrà la lezione già in programma. Ecco. Possiamo iniziare. Benissimo, buongiorno a tutti intanto. Allora, cominciamo subito, no? Perché abbiamo i tempi contati e ci siamo anche accordati con i tutor dei vari poli, che saluto come tutti i partecipanti degli altri poli della regione, di lasciare più spazio per la discussione e per le domande. Quindi cercherò di essere molto sequenziale, molto mirata. Ecco. Allora, oggi, sempre all'interno del discorso del processo di scrittura, focalizziamo l'attenzione sulla revisione del testo. Allora, quando parlo di revisione in questa sede, in questo momento, io intendo una didattica specifica della revisione. Quindi isolo un tempo, diciamo, nel mio percorso didattico dedicato alla revisione, ben sapendo però che non risolvo con questo intervento mirato il problema della revisione, perché effettivamente l'espressione problema rende immediatamente l'idea e come anche ci dobbiamo porre di fronte a questo processo che fa parte integrante della scrittura, anzi la qualifica. Allora, nella slide che vedete, io ho cercato di raccogliere tutti quelli che sono i problemi che si presentano allorché abbiamo a che fare con inesperti della revisione. E qui ho messo in evidenza soprattutto aspetti di tipo psicologico, di tipo comportamentale, poi vedremo anche aspetti problematici legati proprio all'uso della lingua. Allora, che cosa emerge? Emerge, per esempio, che l'inesperto, il principiante, ha una certa difficoltà ad affrontare il processo della revisione, anzi per lui è un'operazione faticosa, non soltanto materialmente faticosa per il fatto di dover tornare indietro, leggere, riscrivere, no? Ma anche perché ha l'idea di un testo che sia difficilmente modificabile, cioè una volta scritto è scritto, posso apportare delle modifiche limitate, d'accordo? Inoltre l'inesperto ha difficoltà a prendere le distanze dal suo testo, per cui non è in grado di leggerlo come un lettore esterno, d'accordo? Ma si sente sempre chiamato dentro, perciò non trae dalla sua lettura e da se stesso degli input per poter intervenire, addirittura per poter vedere gli errori. Perciò c'è un intervento di revisione che molto spesso si limita a cogliere gli aspetti di superficie, quindi l'ortografia, la morfologia, aspetti di sintassi, d'accordo, di lessico, ma per esempio la coesione, la coerenza del testo, l'organizzazione tendono a passare così nel dimenticatoio, nella non visione. Altra cosa ancora, i ragazzi proprio dell'età scolare che vi interessa, quindi della scuola media, non hanno ancora acquisito quella maturità, quella consapevolezza di applicare volutamente delle procedure operative di correzione. Quindi controllo
diagnosi dell'errore, intervento operativo. Navigano un po' così a vista, no? Intuitivamente, colgono ciò che emerge, perché anche i criteri di intervento del testo sono confusi. Per esempio, c'è l'idea del tipo di testo, ma sfugge ancora il fatto che il testo e quindi il discorso, le cose da dire, ma anche la sua organizzazione testuale e linguistica va commisurata, per esempio, allo scopo e al destinatario. Per cui c'è una produzione un po' indistinta, d'accordo? Le soluzioni quindi di tipo correttivo molto spesso, proprio per l'assenza di questi criteri, per l'assenza di questa capacità di procedere con rigore nella revisione, sono poco soddisfacenti, no? Anche quando l'allievo interviene quindi sul piano della rielaborazione del testo, non ha dentro di sé delle soluzioni alternative valide o consistenti rispetto alla prima edizione del suo testo, proprio perché manca di criteri, manca di modelli, no? Per cui tenta, procede, diciamo così, ma ha bisogno di quadri di riferimento. Inoltre non dimentichiamo mai, questo era già emerso parlando di pianificazione, che nella revisione del testo noi dobbiamo contemperare più variabili, cioè quelle idee, quella generazione delle idee locale su un certo punto in cui stiamo intervenendo, l'organizzazione, la stesura e al tempo stesso il controllo. Quindi troppe cose, no, insieme che il ragazzo, l'adolescente, ha difficoltà a gestire. Allora, che cosa vuol dire questo? Questa è l'immagine della classe reale. O no? Vedo dei consensi. Ecco, allora da questa realtà noi partiamo, però non dobbiamo assolutamente entrare nell'ordine delle idee che un nostro intervento di spiegazione, una serie di esercizi, una serie di ripassi, va bene, una serie di spiegazioni dell'insegnante possano sanare la cosa. D'accordo? Il percorso è lento, il percorso è lungo, implica continuità nell'azione, implica iterazione dei suggerimenti, implica una guida continua del ragazzo, delle procedure, per apprendere le procedure, eccetera, ma soprattutto implica addirittura un'azione preventiva rispetto alla correttezza del testo. E implica ancora l'idea della revisione che si innesta con la scrittura, quindi è sempre innestata nel processo di scrittura, ma anche nella lettura, perché io dei modelli testuali li traggo anche dalla lettura e sicuramente si incrocia con la grammatica, con lo studio della grammatica implicita e con percorsi espliciti di grammatica. Il passaggio dell'implicito all'esplicito è guidato dalla riflessione. Ecco, poi puntualmente ne parleremo. Quindi man mano che parlo cerco anche di rispondere alle domande che erano emerse nei forum attivi, diciamo, in piattaforma. Allora, che fare? Che fare? Allora, vediamo innanzitutto l'insegnante come a monte si deve organizzare, cioè intanto la prospettiva che deve assumere. Allora, intanto deve entrare nell'ottica che la didattica della revisione è una didattica che si innesta continuamente nel processo di scrittura. Ancora che è necessario organizzare la produzione del testo, quindi i percorsi sul processo di scrittura, pensando di creare una serie di condizioni favorevoli alla correttezza. Prevenire, no, è meglio che curare, questa è l'ottica. E l'idea è ben esposta attraverso questa lista, questa traccia da Adriano Colombo, che suggerisce proprio una serie di criteri per predisporre condizioni favorevoli a scrivere già, predisporsi a maggiore attenzione verso il testo e la sua correttezza,
Per esempio, l'importanza di utilizzare vari tipi di testo, non soltanto perché la varietà testuale è motivante, è reale, eccetera, ma perché anche io, a seconda dei tipi di testo, a seconda del destinatario, a seconda dello scopo, elaborerò testi più vincolanti o meno vincolanti. Avete presente la classificazione testuale di Sabatini, no? E allora vuol dire che anche nella correzione del testo dovrò rapportarmi al contesto pragmatico, per cui più rigore per testi più vincolanti, perché le strutture devono essere rispettate, perché il lessico deve essere specifico, più, diciamo, un intervento a maglie più larghe, con maggiori possibilità, no, di accettazione di strutture più fragili, là dove scriviamo testi che non sono rivolti ad un pubblico rigoroso, che sono meno vincolanti, quindi che sono meno formali. Altro elemento ancora, ricordiamoci, in questo contesto quindi di varietà, l'importanza di dare delle consegne particolareggiate agli studenti, perché la consegna particolareggiata aiuta il ragazzo a orientarsi meglio, capisce meglio ciò che noi vogliamo da lui. È importante creare in parallelo alla scrittura percorsi di lettura funzionali alla scrittura, dove io vado a recuperare dei modelli testuali, degli esempi di buona scrittura, perché siano motivo di riflessione, di ispirazione dei nostri stessi allievi, no? Di ripresa anche. Molto spesso si deve anche creare condizioni di produzione partendo dalle produzioni altrui. Creare poi occasioni frequenti di scrittura. Noi a scuola facciamo scrivere poco, perché ancora è molto dominante l'idea del testo come prodotto finito, per cui ci vuole molto tempo per realizzare un prodotto di questo tipo. In realtà, se entriamo nell'ottica di testi brevi, no? E parlo di una pluralità di testi del tipo, per esempio, o io mi suddivido, articolo un testo in paragrafi e li distribuisco agli allievi, cioè tu sviluppa un paragrafo, tu un altro, oppure creo testi in cui chiedo una lista, per esempio, di informazioni. Oppure do uno schema logico e riempimi questo schema logico con delle informazioni essenziali senza curare i dettagli. Allora, perché è opportuno ricorrere a testi brevi in questa unità di apprendimento dedicata specificatamente alla revisione? Primo, perché il testo breve è gestito con più facilità da parte dello studente, pur avendo tutti i suoi canoni, no, testuali e linguistici. L'insegnante può intervenire più rapidamente su un testo breve. Ecco. Ancora, altra modalità, quindi, potrebbe essere ricorrere a testi da riscrivere, quindi partire da una base di testi già data, pensate alla scrittura documentata, che è proposta a livello di esame di Stato, ma perché non utilizzarla anche nella scuola secondaria di primo grado? Direi che è una risorsa, soprattutto là dove ci sono allievi con difficoltà, perché data una base di documenti possono essere richiesti più interventi di produzione relativi a quei documenti. E il vantaggio qual è? Il vantaggio è che sgravo l'impegno mentale, cognitivo dell'allievo della ideazione. Lo riduco, non deve, come dire, ideare, generare idee ex novo, ma parte da una base che lo aiuta, per cui può concentrarsi sulla nuova organizzazione del testo, può concentrarsi poi sulla correttezza del testo. O ancora,
L'altra volta dicevamo, no, attenzione, anche nella pianificazione del testo si può arrivare ad un prodotto semilavorato. Avevamo visto gli esempi, una mappa, oppure nel caso di una dichiarazione di intenti, il piano del testo, il piano del discorso, oppure una scaletta dalla semplice lista alla scaletta per frasi. Questi allora sono tutte modalità di scrittura che sono base di partenza per gli stadi successivi. Per cui se parto dalla scaletta, produci il testo e rivedilo, ma ho separato il momento della generazione, dell'organizzazione, della stesura e poi della revisione, fatto tutto insieme. Quindi occorre separare, cioè dare dei supporti proprio di sgravio dell'impegno cognitivo all'allievo. Indiscutibilmente l'autocorrezione, questo è lo stile, deve essere diciamo la goccia continua, invitare gli allievi ad autoregolarsi, ad autocorreggersi, creare momenti di covalutazione in classe, ma questo è una nota dominante non solo quando si parla di scrittura, ma quando proprio si lavora in classe, perché i momenti di autocorrezione, di covalutazione insieme alla classe, agli insegnanti, sono tutti momenti di grande riflessione da parte dell'allievo e questa base di riflessività è la condizione per creare l'autonomia e la consapevolezza, che sono espressioni della competenza. Naturalmente la gradualità nelle scelte dei contenuti, la gradualità nelle scelte dei testi, la gradualità rispetto alla pianificazione locale, macropianificazione, pianificazione stretta, come avevamo visto l'altra volta. Io, vedete, recupero il discorso della pianificazione, perché se io potenzio questo sottoprocesso, è chiaro che rendo più facile poi la revisione, perché, diciamo, si spera, diciamo sempre così perché poi non sappiamo la risposta degli allievi, ma teoricamente e rispetto anche a una certa sperimentazione che è stata condotta, quanto più io ho invitato l'allievo a gestire con correttezza, con consapevolezza i processi precedenti, tanto più spiano la via poi sul piano della correttezza. Allora, quindi organizzare la scrittura pensando di porre maggiore attenzione alla correttezza del testo. Altra cosa ancora molto importante, l'insegnante dovrebbe dotarsi, è molto importante che sia una scuola, che sia un dipartimento di italiano a farlo, di una classificazione degli errori. Perché? Perché avendo chiara una classificazione degli errori, innanzitutto so leggere con più chiarezza i punti di caduta dei miei allievi e quindi so gestire rimedi mirati sulle frequenze dell'errore. Ma soprattutto perché io mi creo un linguaggio, mi creo dei criteri per comunicare con i miei allievi, ai quali dirò il tipo di errore. Anzi, dal momento che è inscindibile con il processo di revisione anche la correzione che l'insegnante fa sul testo, sarà bene concordare con gli allievi delle sigle, per esempio, per aiutarli a individuare l'errore, no? O per l'ortografia, M per la morfologia, vicino all'errore. Non sempre è necessario un intervento diretto sostitutivo, cioè io correggo e do già la soluzione, ma segno e metto la sigla. Allora lo aiuto a individuare l'errore e poi ne parliamo nei nostri dialoghi di scrittura. Vi suggerisco sicuramente sempre il testo di Colombo, A me, mi, dubbi, errori, correzioni nell'italiano scritto, sicuramente quei numerosi testi di Della Valle Patota, piuttosto che Le cose da non dire, gli errori da non fare, oppure il nuovo salvalingua, no? Parte da casi reali e su questi ragiona, no? Come si scrive, come si parla, ma poi uno strumento che a me è piaciuto molto,
Ve l'ho messo poi anche in piattaforma questo. Dunque dovrei aumentare, ma non so dove si debba. Vabbè, ci vedete comunque è lo stesso. Ecco, questa scheda vi invito poi la potrete scaricare dalla piattaforma dove c'è anche il link per accedere direttamente alla fonte. È la scheda elaborata da Invalsi con la supervisione di Serianni su aspetto per aspetto, quindi l'aspetto testuale, l'aspetto grammaticale, l'aspetto lessicale, no? Vengono indicati una serie di punti che devono essere messi a fuoco dai correttori della prova dell'esame di Stato all'interno della sperimentazione che loro hanno condotto, che ancora stanno conducendo. Ecco, io vi invito ad utilizzare questo strumento perché è molto utile, nel senso che ve li organizza rispetto alla competenza testuale, quindi non so, coerenza, coesione, oppure rispetto alla dimensione grammaticale, vi indica tutta una serie di punti di caduta possibili, no? O punti da osservare rispetto al lessico, rispetto alla ideazione, e questi non solo servono a noi mentre lavoriamo, mentre correggiamo, ma anche mentre comunichiamo con i nostri ragazzi, perché cominciamo proprio a condividere un linguaggio comune e quindi molto più rigoroso, molto più specifico, che ci porta ad esplicitare l'aspetto linguistico, ma anche ad andare a ragionare sulle regole che eventualmente non sono state rispettate. Allora, abbiamo visto quindi prevenire, classificazione degli errori, ecco qui. Altro aspetto ancora, dobbiamo interrogarci anche sui tipi di errore, sulle cause degli errori, perché non è sempre la causa, così, la distrazione dell'errore, eccetera. Quindi un piccolo ragionamento, un piccolo spazio sulle cause di certi errori va dato. Perché poi l'intervento è diverso, l'intervento correttivo, il rimedio. Allora, i lapsus sono gli errori di sbadataggine. Com'è che facciamo a sapere se è un lapsus o se è un errore linguistico vero e proprio? Perché lo scrivente, richiamato, si accorge subito e lo corregge. Invece, quando abbiamo errori di interferenza, per esempio, interferenza tra l'italiano, cioè la lingua madre, e il dialetto, oppure, visto che ci sono molti stranieri, lingua 1, lingua 2, per esempio, no? Oppure la lingua ufficiale e le parlate regionali, no? Allora lì ci sono degli errori proprio linguistici veri e propri di cui lo scrivente non si rende conto, proprio non li vede perché per lui è così. E li fa sul piano ortografico, sul piano morfosintattico, pensate poi alle reggenze dei verbi, è tipico, no? Oppure pensate al che polivalente, ecco. Queste sono costruzioni che lo scrivente che ha questo problema non vede. E allora in questo caso non basterà dire stai più attento, rileggi oppure rileggi forte, no? Ma dovrò supportare la revisione del testo con un aiuto esterno, per esempio con un destinatario lettore, con momenti di revisione collaborativi, perché do all'allievo il supporto di uno sguardo esterno e quindi decentrato dal testo, quello che lui non è in grado di fare, e in questa maniera è facilitato, è aiutato. Oppure possono esserci errori dovuti, per esempio, alla trasposizione di strutture da un campo ad un altro, per esempio incroci di strutture, quindi sul piano sintattico, sul piano semantico, no? In cui io sormonto, per esempio, vediamo questo caso, il problema è dovuto dal fatto che, no? È come un gruppo che deriva, il problema è imputabile al fatto che, oppure il problema deriva dal fatto che. Faccio sintesi di queste due possibilità e viene fuori questo incrocio di strutture che però è entrato anche nel modo di pensare, di parlare del ragazzo. Ecco, in questo caso, allora, come rimediare?
una struttura, l'altra struttura, ragionare, no? Fare il confronto, che cosa cambia, perché, eccetera. Per non parlare poi delle interferenze intralinguistiche, che è l'aspetto più dolente, direi, delle produzioni dei nostri allievi, che è l'incidenza del parlato sullo scritto. In questo caso che cosa succede? Che laddove è assente una pianificazione, cioè laddove l'allievo si tuffa subito nella stesura, l'allievo ha in mente delle idee e quindi scrive come parla. Per cui si hanno sull'aspetto formale e testuale che cosa? Ridondanze, ripetizioni, anacoluti, no? Discorsi spezzati, ecco. Allora, in questo caso che fare? In questo caso creare un distanziamento anche temporale. Rivedi per ora, ma lo rivedi domani, no? Capita anche a voi, non so, a me succede, io ho bisogno di distanziare nel tempo le mie produzioni, perché vedo con un altro occhio, mi decentro di più. Ecco, pensate a un esperto, ancora meglio, no? Distanziare nel tempo. E naturalmente obbligarli a curare la pianificazione e creare sempre momenti di supporto esterno. Ebbene, allora questi sono criteri a monte dell'intervento. Vediamo ora di fare l'analisi, brevissimamente, l'analisi formativa di questo nodo, che va sempre fatta. Perché ricordatevi che esempi, esempi ed esempi hanno le gambe corte. Io debbo agganciare gli esempi che offro dentro a un sistema anche di teoria. Perché l'esempio è costruito così, in base a delle ricerche, a dei presupposti teorici. Una pratica senza una teoria è una pratica che non ha ali, si esaurisce e quindi sono sempre costretta a trovare esempi nuovi, cose nuove, alla ricerca di novità, che si bruciano sul terreno, perché non le so riadattare alla classe. Allora, l'analisi formativa, 3 sono gli interrogativi. Che cosa insegnare, perché è significativo e dotato di senso, in quali situazioni, dal momento che la competenza è situata, quali processi. Questa volta voglio partire dalle situazioni di scrittura, anzi di revisione. Allora, le situazioni personali e risolte individualmente sono importanti, ma non devono essere le uniche. Quindi esercizi, ripetizione di esercizi, uso di schede autocorrettive, griglie per trovare l'errore, vanno bene, ma non risolvono i problemi della classe reale. È necessario anche, per esempio, creare contesti sociali, situazioni sociali, dove c'è una revisione interattiva, un affiancamento, una revisione in equipe. Qualcuno mi chiedeva nel forum, è necessario sempre creare momenti cooperativi? Allora, è necessario creare momenti cooperativi assolutamente quando lavoriamo sul processo di scrittura. Perché? Perché è costitutivo con l'idea del processo di scrittura, che si fonda sulla riflessione di strategie, di tecniche, e non posso riflettere da solo, perché sarei autoreferenziale, non mi accorgerei. Ecco allora che le modalità cooperative sono costitutive di questo modo di lavorare. Ma c'è una giustificazione ancora più ampia, no? Che è quella della competenza. La competenza è l'uso di abilità e di conoscenze in situazioni, e nelle situazioni io non sono da solo,
non sono da solo, sono assieme, lavoro assieme a delle altre persone. E quindi è nel confronto che io posso, come dire, capire meglio, riflettere meglio. Quindi un confronto però cooperativo, collaborativo, rigoroso, organizzato anche con rigore, non l'indistinto lavoro di gruppo. Creare ancora situazioni professionali. Perché? Provate a pensare alla necessità di scrivere per un uditorio reale che leggerà il mio testo. Scattano meccanismi di concentrazione, di attenzione fortissimi, fortissimi, per cui migliora la produzione. E allora ecco la necessità, per esempio, di lavorare sul giornale, di creare una redazione per la correzione delle bozze, dare questo spazio dedicato, no? Produrre dei documenti destinati all'esterno della scuola, in cui la revisione ha avuto uno spazio speciale, oppure creare situazioni di studio. In questo caso io posso lavorare anche in termini di astrazione. C'era un intervento in un forum che diceva ma io tendo all'astrazione, no? Perché il fatto di dover ricondurmi alle situazioni mi disorienta. Allora io posso procedere dalla regola verso la realtà, ma qualsiasi disciplina nasce nel reale. Nasce nel reale. Provate a pensare alla matematica. La matematica, dicevo, ma la matematica è astratta, ma la matematica è nata per risolvere problemi reali. Adesso noi la padroneggiamo in termini di formule, di regole, di operazioni, ma a che servono? Ritorniamo alle soluzioni pratiche, no? Quindi posso anche partire da momenti di studio, per esempio là dove insegno l'apprendimento di procedure per correggere, il CDO, controllo, diagnosi, operazione correttiva, proposto da Bereiter Scardmaglia. Oppure in cui creo momenti di colloqui di scrittura con i miei allievi a fronte di una correzione indiretta dei loro elaborati. Indiretta vuol dire che non mi preoccupo solo di segnalare l'errore, ma di offrirgli delle domande, degli input di soluzione o di rinvio a un testo per correggersi o di commento anche in positivo, così va bene, per fargli capire come si fa, come deve fare. Quindi siamo direttamente chiamati in causa nella correzione del testo quando lavoriamo sulla revisione. Che cosa insegnare? Allora, la revisione non si fa solo alla fine, ma si fa in itinere e si fa anche alla fine. Non si guarda tutto, ma conviene isolare parti di testo e conviene rileggere queste parti di testo con punti di modalità di lettura diverse in base all'aspetto linguistico o testuale che voglio mettere a fuoco. Quindi queste modalità di lavoro devo crearle a scuola. Fare interventi sul piano formale, quindi ortografia, morfologia, sintassi, lessico, e sul piano rielaborativo, coesione, coerenza, organizzazione del testo, continuità. Secondo, ragionare sulla lingua che utilizziamo. L'ho già fatto prima questo discorso, no? Quindi lavorare sulla variabilità linguistica. Allora, scriviamo per un destinatario, diciamo così, amico, no? Per cui un testo è meno formale. Allora, in questo caso, la coerenza, la coesione possono anche
essere più disponibili, non so se questa espressione mi viene spontanea, no? Più disponibili, cioè più aperte rispetto invece ad un pubblico formale, per cui sono costretta a controllare molto l'impostazione del testo. Ecco, l'importante è non usare un'unica lingua, altrimenti cadiamo nell'astratto. Noi non ci rivolgiamo sempre alle persone parlando nello stesso modo, ma dipende dal rapporto, da ciò che diciamo, dalla situazione. Stessa situazione va creata a scuola, per cui anche i criteri di revisione ogni volta vanno discussi e ragionati. Ancora, insegnare che cosa? Insegnare proprio la procedura di revisione. Fondamentale, quindi, un controllo, insegnare agli allievi a controllare il testo, invitandoli per esempio a focalizzare l'attenzione ora sul contenuto, ora sull'organizzazione, dando loro dei parametri di ricerca perché a loro sfuggono determinati errori. Una volta che si sono individuati gli errori, per esempio, andare a fuoco del problema, esplicitare il livello linguistico, no? Esplicitare ancora la norma che ci ha condotto all'errore. E poi interventi operativi, correttivi, di che tipo? Allora, sicuramente modifica. Allora, interveniamo sul testo per modificare le parti, dicono Bereiter e Scardmaglia. Difficilmente l'allievo toglie dal suo testo, difficilmente sostituisce, però possiamo cominciare a fargli modificare delle parti, a far aggiungere delle parti, riorganizzando poi tutto il discorso. Quindi non porre la revisione come un tutt'unico, ma secondo delle azioni appunto di aggiunta, di sostituzione, di riformulazione. A proposito di questa strategia, perché vera e propria strategia è, sia Bereiter Scardmaglia che l'ha proposta, sia una serie di ricerche condotte sul campo, hanno mostrato come sicuramente è utile i ragazzi che hanno percorso questa esperienza guidata dall'insegnante di apprendimento delle procedure correttive hanno migliorato la loro revisione, però non eccessivamente, nel senso che i miglioramenti non sono stati di alta qualità, cioè quantitativamente ci sono stati, qualitativamente non c'è stato uno scatto, diciamo, no? Di qualità. Allora, perché è da chiedersi? Perché il motivo è sempre quello, no? Troppe operazioni da gestire contemporaneamente. Allora vuol dire che dobbiamo abbandonare questa via perché non ci dà effetti strabilianti subito? Assolutamente no, è contraria alla logica della realtà. Occorre invece utilizzare queste procedure ma guidate dall'insegnante e in maniera cooperativa. Per esempio, una modalità, prendere dai testi dei ragazzi quei periodi che hanno più punti di caduta, non serve dire è di Francesco, è di Giuseppe, si estrapolano, si propongono uno alla volta, qui che cosa troviamo, no? Qual è l'errore? Dove? Tu cosa dici? Vediamo come si può intervenire. Ecco, questa è una modalità, per esempio, per abituarli a individuare l'errore e a farne la diagnosi, però va gestita in maniera collaborativa e sempre con la presenza dell'insegnante. Là dove si può lanciare anche un lavoro individuale, è opportuno, per esempio, fornire agli allievi delle espressioni valutative. Io non vi dico quelle proposte, no, da Bereiter e Scardmaglia, quando andrebbe detto, questo andrebbe detto in maniera diversa, ma vi propongo un'esperienza fatta in una terza primaria, di scuola primaria, dove l'insegnante si lavorava sulla pianificazione del testo scritto, ma anche sulla pianificazione
che doveva accompagnare poi il monologo su traccia. Per cui c'è una pianificazione anticipata di quello che si deve dire. Allora questa insegnante aveva creato questo slogan: ho detto tutto, ho detto corretto, ho detto chiaro? Ed era diventato un meccanismo, no? Per cui gli allievi, quando si ponevano ad ascoltare la lettura del prodotto degli altri, dicevano: bene, allora questo vostro compagno ha detto tutto, ha detto corretto, ha detto chiaro? Era un meccanismo, proprio queste espressioni di tipo valutativo che creano un ritmo nel ritorno al testo e nella ricerca dell'errore. Vediamo i processi e poi mi fermo. Allora, io non sto parlando qui della correzione del testo, io sto parlando qui dei processi necessari per diventare correttori, revisori, prima di ogni altra cosa, e poi correttori del proprio testo. Allora io sto ragionando in termini di processi. Sul piano, vi ricordate questo schema? Riprende le componenti della competenza. Allora, sul piano cognitivo, che cosa presuppongo? Cioè che cosa formo? Che cosa sarà mia attenzione? Sicuramente il diagnosticare il problema, il conoscere le regole linguistico-testuali. Sul piano operativo-agentivo agisco per uno scopo. Che cosa? Usare procedure di revisione, servirsi di strumenti per la ricerca dell'errore, intervenire sul piano formale e rielaborativo, operativo, agisco. Sul piano metacognitivo, sa autovalutarsi l'allievo? Come insegnargli ad autovalutarsi? E ancora, come insegnargli a giustificare gli interventi che fa sul suo testo o che fa sul testo dei compagni come lettore esterno? E sul piano interattivo relazionale, dal momento che eravamo partiti sulla importanza di creare situazioni cooperative e interattive di scrittura, che cosa insegnare all'allievo? Come accettare e offrire modi di intervenire sul testo, come stare dentro a momenti di discussione sulla proposta di un intervento di revisione, di un rimedio che va proposto. Quindi vedete, è un lavoro cooperativo fortemente mirato alla soluzione del problema. Questo percorso, questa unità di apprendimento di cui io ho fatto solo qui la mia dichiarazione di intenti, dichiarando la prospettiva di lavoro, non sono ancora scesa negli esempi, anche se esempi mi pare che ne siano venuti fuori tanti. Verso quale traguardo metti in moto? Sicuramente scrivere in maniera corretta. Quale obiettivo? Scrivere controllando, governando le fasi del processo di scrittura. Quali competenze chiave mette in moto? Sicuramente comunicazione nella madrelingua e ancora l'imparare ad imparare unitamente alle competenze sociali e civiche. Mi riferisco alle competenze del profilo. Allora, io sono dentro ad un sistema delle competenze molto importante che va visto intersecato, incrociato, non separato. Cioè, mentre lavoro sul testo e sulla revisione, io concorro, mobilito competenze come l'imparare ad imparare e competenze sociali e civiche che mi dicono nella certificazione prendere consapevolezza dei miei punti forti e delle mie criticità, discuterne con i compagni e cooperare con i compagni in un aiuto reciproco e in una discussione sul problema. Io vorrei fermarmi qui per una raccolta di opinioni, di osservazioni su che cosa? Allora, abbiamo fotografato la situazione problematica relativa alla revisione di una classe reale. Orientiamoci sul taglio e sui criteri didattici opportuni. Io vi domando, nella vostra esperienza, quanto spazio
viene dedicato alla revisione come unità di apprendimento specifica, sempre innestata nel processo, questo non lo dobbiamo mai dimenticare, ma come unità di lavoro specifica. E con quale ricorsività? E ancora, dovendo progettare una unità di apprendimento sulla revisione del testo, quali sono tutti questi aspetti richiamati, quelli che a voi sembrano più funzionali, anche secondo il vostro punto di vista, e perché? Ecco, magari questi possono essere punti in cui possiamo confrontarci per aver creato una interazione convergente. Allora, possiamo darci 20 minuti di tempo per magari un quarto d'ora per discutere e raccogliere le domande e poi 5 minuti per rispondere. Sì, tra un quarto d'ora più o meno riprendiamo. Buon lavoro.